Non sono giorni facili per i pazienti dell'ospedale di Agrigento. Il San Giovanni di Dio sta vivendo un momento difficile. Sono diverse le segnalazioni di pazienti che mettono nero su bianco i disservizi dell'ospedale. Lunghe file e pazienti che cercano disperatamente l'aiuto di qualcuno. Secondo quanto ha riferito una donna, nella mattinata di ieri vi erano presenti più di 50 persone in attesa di essere visitate. Altre si lamentavano continuamente. Una dottoressa, scrive una donna, era nervosissima, ma molti pazienti aspettavano da circa 7 ore. Ha anche preso la tastiera del PC e l'ha buttata gridando: non ne posso più. Molti medici ed infermiere erano lì da 18 ore consecutive. Credo che quella dottoressa aveva ragione, ma molti malati avevano bisogno. Non solo questa segnalazione, ma anche altre. Volendo criticare gli operatori mi viene difficile, scrive un avvocato agrigentino. Ho contato più di 100 accessi dalle 6 alle 19 e un solo medico al mattino e 2 il pomeriggio. I pazienti in codice rosso erano 47, un anziano di 91 anni con il catetere ha provato a resistere ma poi ha desistito. A lamentarci eravamo tutti dal reparto, ci facevano sapere che dovevamo chiamare i carabinieri. È un'esperienza che chi non ha vissuto non può capire. A sostegno dei pazienti è la UIL che tramite una nota stampa ha giudicato vergognosa la sanità agrigentina. Gero Acquisto, segretario provinciale, nella nota ha messo in risalto tutti i disservizi dell'ospedale. L'ospedale di Agrigento e nella fattispecie il pronto soccorso, a causa soprattutto dell'organico dei medici e paramedici, continua a non garantire un'assistenza tempestiva ai cittadini che ricorrono a questo servizio. È chiaro, prosegue la nota della UIL, che così nessun cittadino può sentirsi sicuro di avere una giusta assistenza. Noi come UIL chiederemo un incontro al nuovo dirigente generale dell'ASP di Agrigento perché la situazione del pronto soccorso è solo una punta dell'iceberg. Adesso conclude: denunciamo pubblicamente la vicenda e se questi ritardi dovessero continuare siamo pronti a fare un sit-in di protesta davanti allo spazio del pronto soccorso assieme a cittadini, associazioni e tutti coloro i quali nel nostro territorio pagano l'IRPEF regionale più alta d'Italia per il famoso piano di rientro.